io e Paolo, cosa siamo? Al mattino, quando ti devi vestire, in base a cosa decidi, cosa metterti o cosa indossare, no, nella giornata lavorativa, c'è un mood particolare? Ho deciso che farò qualche domanda scomoda a Paolo, facciamo un po' di gossip. Alla quale posso non rispondere. No, tu rispondi perché sei un professionista e rispondi. Però se qualcuno di voi ha qualche curiosità, scrivetemelo qua sotto, così magari rendiamo un po' più piccante il lavoro di agente immobiliare, visto che insomma qui il paese è piccolo, la gente mormora, quindi tanti vogliono sapere, tanti si inventano, tanti vogliono sapere gli affari degli altri, ma dei poi miei non sapranno mai niente. noi sappiamo tantissime cose di tutti, ma non diciamo nulla. Però possiamo raccontarvi qualcosa di noi un po' piccante. Sì, ma fatele anche le domande scomode, potete farle anche voi nei commenti, scrivere qui sotto chiedendo di lei. Fate le domande scomode su di lei, più che su di me. Prima domanda che ci fanno tutti da 10 anni. Non è mio fratello, non è mio cugino, non è mio marito, le mie figlie non sono sue figlie, suo figlio non è mio figlio. Io e Paolo. E qual è la domanda? Io e Paolo cosa siamo? Siamo due colleghi che lavorano nella stessa agenzia. Colleghi, io sono il titolare. Ecco, sottolineiamo, Io sono il titolare, tu sei una collaboratrice brava che si impegna, che arriva, non arriva in orario al mattino. Vabbè, questo è poco ma cosa. Sicuro, perché la mezz'oretta di lasco c'è sempre, però al di là di questo, insomma, c'è un buon rapporto professionale. Vengo pagata a ore, quindi il mio lavoro è elastico. No, sei pagata a risultati, però insomma ci vorrebbe una continuità, una presenza magari, va bene, ma comunque questo... Quindi restate nel dubbio di chi siano Paolo e Monica. Domanda scomoda che devo farti io, ma al mattino com'è che quando ti devi vestire, in base a cosa decidi, cosa metterti o cosa indossare, no, nella giornata lavorativa? C'è un mood particolare, c'è un qualcosa che, oppure va così a caso? No, sono la più grande Spenditrice di denaro. Diciamo che c'è un negozio al Valley Center, però io vado spessissimo su quello di Verona, che è più grande e più bello, e le mie figlie abitano là e quindi vado lì, dove io compro tantissime cose che ogni giorno poi decido. Ma in base a cosa? A come decidi? mi gira. Intanto, in base agli impegni che hai, in funzione degli impegni che hai? Ma sì, dipende com'è l'umore, che appuntamenti devo fare. Ovvio che non mi metto i tacchi se devo andare in cantiere, ecco. E poi dipende la stagione, perché dovete sapere che in questo ufficio d'inverno si muore di freddo, d'estate si muore di caldo, ma è anche vero che d'estate si muore di caldo e d'inverno si muore di freddo. No, il contrario. Vedo che è chiaro come sempre. Oh no, io sono davanti, c'è la vetrata che d'estate fa un caldo assurdo e c'ho il getto dell'aria condizionata addosso. Quindi io c'ho togli la giacca e metti la giacca, togli la giacca e metti la giacca, e d'inverno saranno contenti i clienti maschi quando togli la giacca. Metti la sciarpa e togli la sciarpa, metti la sciarpa e togli la sciarpa. Quindi devo avere ho sempre un paio di cambi comunque qua, perché non si sa mai, poi ho tante volte voglia di mettermi qualcosa di colorato. Poi tu parli che c'hai più vestiti di me nell'armadio. Ascolta, devo farti un'altra domanda. No, siamo andati a Firenze una volta, è entrato su un negozio, avete presente Julia Roberts che esce da Pretty Woman con identico, sarà comprato 40 pezzi. Ma ovvio, perché sono un professionista, devo essere vestito No, bene. veramente. Ci parli cortesemente, magari ci parli un po' delle tue figlie professioniste, pallavoliste? Che Non fai mai riferimento a loro, come mai? Che shock. Allora? La mia vita è centrata Questo sulle mie non figlie. avevamo capito, poi? Dopo? Sono due pallavoliste professioniste, una vive in America, tutti lo sanno perché quando entrano qui c'è il via vai. Allora, come va tua figlia in America? Poi al bar. Spero che tua figlia vedrà questo video, quanti che vedranno e poi ti sputtanano la vita. No, effettivamente è vero, sono abbastanza monotematica. Vabbè, cioè... No, ma io non posso sentirlo 10 volte al giorno, questo discorso qua, perché poi mi alzo, vado fuori perché sono stanco di sentirlo. Ieri l'hai detto 3 volte al bar. Ma mi chiedono, non sono io che voglio dirlo, mi chiedono, mica vado in giro con scritto
viva la pallavolo. No, mi dispiace perché tue figlie sono due brave ragazze, questo è il problema, che si trovano una madre così. Che sciocco che sei. Tutta invidia perché suo figlio non lo chiama mai, mentre le mie figlie mi chiamano 3 volte al giorno, questa è la differenza. Bene, abbiamo finito. Comunque lascia nei commenti il tuo punto di vista e magari se hai qualche spunto anche tu che stai vedendo il video, se ti è piaciuto metti un bel mi piace e iscriviti anche al nostro canale, che è importante. Però, visto che io parlo sempre delle mie figlie, se volete Paolo può raccontarvi del fatto che è nato come un muratore ed è diventato un agente immobiliare. Nessuno l'ha mai sentita questa storia di quanti Muratore, appartamenti ha costruito agente a immobiliare. Marcò. Se vuole che raccontarvi Via dello Sport, i 58 appartamenti costruiti, oppure il cantiere su in montagna, voi che no, Queste io ho sono costruito via Don Ballan, la casa del prete, l'ha buttata giù e ha fatto lui. Quanti appartamenti sono? 10. Ecco, 10 fatti lui. E lui quando era piccolo si metteva il cappello fatto col sacchetto della sabbia, andava a bagnare. No, veramente del sacco di cemento. Di cemento andava a bagnare. No, perché poi critica me delle mie figlie. Lui parla sempre di queste cose qua. Du palle veramente, cioè o c'è l'Harley o c'è l'Alfettone o c'è di quando è tutto legato agli anni 80 con Paolo. Purtroppo sono tanti anni che lavoro, quindi l'età anagrafica si fa anche sentire. Si vede anche. Vabbè, ma non parliamo dei miei lavori pregressi perché abbiamo già parlato di queste cose qua, insomma. Però è importante che ci metti nei commenti cosa pensi. Ecco. Scrivilo. Chi abita nelle case di Paolo, che ha fatto lui, scriva sotto io vivo su una casa sì, ma non costruita scrivete da che vi Dio. trovate male, scrivete che vi trovate bene, mi raccomando. Vabbè, passate in agenzia un caffè, io lo bevo sempre volentieri e vi racconto delle mie figlie, se volete. Il baretto qui di fianco e ormai ho la tessera. Ciao! Ciao!